Quando la popolazione non va ad un referendum consultivo, significa che quella consultazione è di per sé non gradita, inutile. Riceve già un giudizio negativo, un risultato che va oltre quello che erano le aspettative sia di chi ha proposto il referendum, sia di chi si è opposto al quesito referendario. In questa dimensione sicuramente non era prevedibile. Un risultato, quello del referendum del 1° dicembre, che ha sorpreso anche i comitati del no sui numeri, soprattutto quelli dell'affluenza. Ma il giorno dopo è in particolare quello che deve far riflettere anche sui costi sostenuti nel tempo. I costi ci sono stati perché in 5 edizioni di questo referendum i cittadini della Regione Veneto hanno pagato quasi 5 milioni di euro. Secondo noi è superfluo dire che si potevano investire queste cifre in altro modo, molto più utile per la cittadinanza, questo è ovvio, ma anche è uno spreco di risorse intellettuali e di risorse operative che invece si sarebbero potute utilizzare per la ricerca di soluzioni ai problemi che comunque rimangono.